Allora, siete stati invitati a questa specie di gara artistica che si chiama Brenne Vierte, che significa a briglia sciolta. Il tema è legato alla tematica di Avostanis di quest'anno, che è oltre. La tematica di Avostanis è nata a sua volta da una poesia di Tito Magnacco che si chiama Oltris, che è una parola, mi ha detto Federico, che in friulano non esiste. Oltris sarebbe un avverbio al plurale, no? Che non esiste l'avverbio al plurale, c'è l'oltre. Esiste Oltris, che è il nome di un borgo carnico che si trova nel comune di Ampezzo e si chiama Oltris. Abbiamo chiesto a Angelo Bertani, che è il nostro referente e anche curatore di tantissimi eventi dei colonos, gli abbiamo chiesto proprio di darci l'input, di darci una breve nota, no? Una suggestione per ispirare i vostri lavori. Di sempre, l'arte che non vedi il giù di essere molto banale, decorative o complacente, e gliel'ade oltre. Lui in là dalle convenzioni strumentali, dice che le ovvi e banal, dal come che tu mi vuelis. Là oltre, più in generale, varresti di essi il compito della cultura, che è clamate a essi ricerche dal profondo, quanche investit si volaresca se di strument quiet di consenso. Dal bel principi, i colonos hanno portato in davanti e coltivato la ricerca dal oltre, impegnandosi anche dal campo intrigoso e sempre indivini dall'identità. Anche a Brenne Vierte si muove dal campo dall'oltritat. Si domanda agli artisti di dimostrarsi tai in un contesto dove che il ludic si misclice col serio, il spiritoso con l'impegno. Anche un refudum dalla nostra società, al può diventare un segnale inspietato di cultura, dal oltre, di un valore non convenzionale. Al basta sapevi odi c'è che altri non vi odino anche mo. Caso sfociati, possiamo rubare delle ampolle, perché ci sono delle ampolle. È pieno, le ampolle quelle da Migiano. Ah, ok. Ma qui te lo dico. Sono anche di là, che sono anche lì dentro. Però l'ho visto qua. Vai, qui. Stiamo cercando di fare una lanterna magica. Vediamo se si riesce. Potrebbe venire una schifezza o potrebbe venire bellissimo. E per guardare oltre bisogna imparare a guardarsi dentro. E quindi per guardarsi dentro non serve avere una buona vista con gli occhi, ma una buona vista della propria anima. E quindi niente, ci guardiamo dentro per cercare di osservare oltre, lavorare con queste trasparenze, vedere come si mescolano i materiali, cioè noi proviamo. È un dialogo momentaneo con i materiali, li stiamo guardando, crescono, cresciamo anche noi e vediamo cosa succede. Questo non deve essere splendente, sì, se no perdiamo il senso. Non serve neanche questo, secondo me. Noi lavoriamo con spassi, luci, creiamo delle installazioni luminose, quindi luci, specchi, superfici riflettenti, vetri, ma anche elementi naturali come acqua, e quindi andiamo ad abitare gli spazi con le nostre opere e soprattutto andiamo a
vedere come si comporta la luce in determinati spazi. Qui abbiamo trovato una stanza buia, un po' particolare, e quindi adesso entreremo a vedere cosa riusciamo a creare all'interno della stanza con quello che troviamo qui. Questo comunque è un occhio, qualcosa figo. Perfetto. E se lo mettiamo dentro? Lo specchio dentro? Dovrebbe essere. Proviamo dentro. Questa antenna va a percepire le frequenze del terreno per restituire qualcosa di ludico, una speranza nel futuro, una speranza prossima. Quindi oltre, qualcosa che vada oltre questo momento. Un rovesciamento, diciamo, di un lavoro rovesciato. Sì, siamo all'interno della cattedrale di Mauri, di una delle opere di Mauri, che sta un attimino cadendo. Mi ha affascinato subito questa cosa, perché è un lavoro di un artista che si inserisce, si perde nell'ambiente, come un lento ritorno all'ambiente, no? E dobbiamo cogliere queste energie, dobbiamo in qualche maniera, per riuscire ad andare oltre, dobbiamo riuscire a percepire il senso del lavoro dell'artista, metaforicamente, il senso del lavoro dell'uomo, e quindi è il motivo per cui ci siamo inseriti in questo contesto, come onore ed omaggio a chi ha capito queste cose ben prima di noi, e come scintilla di riaccensione, no? Di questo meccanismo. Questo è. No, dopo lo apriamo e vediamo, però il motore dà segni di vita. Dici che è abbastanza potente per far girare Sì, quello? sì. Come fa? Tipo così. Così. Poi bisogna vedere dov'è il peso, cioè dal baricentro suo. Però se lo facciamo muovere qua davanti fa 1 centimetro di quello, fa 2 centimetri quello adesso, però possiamo allungargli il braccetto. Allungare il braccetto. A vedere cosa dice. Un po' di Proviamo. Io non costruisco oggetti specifici o robe del genere, molto tecnici, che sono belli, Però l'osservazione, riuscire a vedere o immaginare qualcosa, cioè a parte che cresce, è già tutto quello che vediamo sempre, no? Scontato, reale, eccetera. Però l'immaginazione, andare, cioè veramente sperimentare questa cosa qua con un bambino, una curiosità, che magari vedi altre cose, no? E quindi un po' dentro, un po' oltre, tutte le cose. Secondo me è un po' più su, perché vedi che abbiamo Vieni, un po'. dai, vieni. Giù. Un pelo più su, poco a poco. Secondo me è proprio il concetto di andare oltre e vedere le cose, sì, che tu la vedi lì, vai oltre e la riutilizzi in questo. È un po' scarno.
o cosa succede, adesso non lo sappiamo. Perché se no gli possiamo mettere degli specchi anche laggiù che riflettano su quelli, però secondo me non cambia ancora. Non cambia un cazzo, aspetta. Sì. Ah, perché? Cioè, è già bellissimo così. No, io toglierei i cartoni, non li voglio. Sono brutti, bisogna trovare o un altro modo per... Sono un po' combattuto. Sui cartoni, cioè. Sì. No, c'è un'altra cosa da fare, da mettere la luce là e tutti gli specchi dentro. Dove la luce la dove? Perché guarda se io giro lo specchio verso di me. No, sparano fuori tantissimi riflessi. Fa fatica a passare in quei buchetti lì il riflesso, Sì. però sul piatto lì lo vedi. Cioè non voglio che arrivi negli occhi delle persone. Certo. Magari passiamo un qualco qua sotto. Sono matta. Ok, però. Tieni lì cosa? Hai visto oltre il buchino? Mi vedi? Allora, buonasera a tutti, siamo qui per la quinta edizione di Brenne Vierte, se non mi ricordo male. Se non lo sapete, questa è una specie di gara artistica, quindi ogni lavoro installato ha un numero e dopo sarà vostro compito votare per vincere l'ambito premio, che è una soppressa da 2 kg. E adesso man mano faremo una visita guidata, partiamo da Caterina, poi ci sono Giona e Giovanni che sono il numero 2 là, Pierluigi e Slis che è nel tempio vegetale con una special guest che poi scoprirete, e Arianna Ellero invece che è qua nella porcilaia, che è il numero 4, quindi facciamo il giro da qui largo e adesso gli artisti le presenteranno il lavoro e i loro compagni di squadra. Allora, grazie Colonos per l'invito, grazie a Michele Bazzana per questa figata pazzesca che è a Brenne Vierte. Non avevo mai fatto
una gara in un giorno di creazione di un'opera, quindi è stata una bella sfida e diciamo che io lavoro spesso con il cinema, con il video, quindi per me vedere oltre è sempre un'azione che è voluta, no? Cioè è una cosa che costruisci, tu costruisci lo sguardo per andare oltre, per vedere da un'altra parte. Direzionare uno sguardo significa avere intenzione nel direzionare gli occhi e nel tentare di capire. Quindi stamattina avevo pensato di realizzare una lanterna magica, che sono quelle strumenti della visione del precinema sostanzialmente, che servivano a fare degli spettacoli di luce. Ovviamente col materiale che avevamo a disposizione era un po' difficile fare una lanterna magica e ci siamo un po' spostati e sostanzialmente abbiamo creato questo oggetto che è quasi un oggetto nautico, cioè sembra quasi, non so, quegli strumenti tipo quelle altane che stanno sulle navi per vedere l'orizzonte, scrutare l'orizzonte. E il titolo, che è Polena è l'oggetto, praticamente è l'unico oggetto scultoreo che fa parte di una nave, che è la parte frontale, no? Quel animale, persona di legno che incarna, diciamo, le intenzioni dei navigatori, no? Le speranze di non affondare o che vada bene il viaggio, un auspicio di qualche tipo, una protezione. Quindi diciamo che un po' abbiamo raffigurato un po' questo viaggio visivo, onirico. Questo è esattamente il mio modo di vivere l'esistenza. Entriamo in una cattedrale e suonano le campane. Queste cose succedono per chi ha sempre l'attenzione accesa. E questo è il modo in cui mi piace vivere. Grazie che siete rientrati in quest'opera. Questa è un'antenna che abbiamo piantato nel terreno, quindi sotto qui c'è un'antenna che era prima sul tetto e come intendo io il ruolo dell'artista è quello di essere un'antenna che in questo preciso momento storico ha, dal mio punto di vista, ok, e piccolo punto di vista, l'obbligo di andare a riprendere le frequenze madri, le frequenze profonde, le frequenze naturali che portano avanti questo pianeta e che portano avanti l'esistenza dell'uomo. Per questo abbiamo preso l'antenna, l'abbiamo girata sottosopra, piantata di nuovo nel terreno in una cattedrale vegetale, essa stessa opera, in un'opera più grande quale dal mio punto di vista il cosmo, quindi un'opera in un'opera in un'opera, e questo è il senso dell'operato di ogni artista dal mio punto di vista. E questa antenna supporta un sistema giocoso, un modo ludico, un messaggio ludico, un auspicio di ritornare a lavorare giocando, a lavorare come i bimbi, a lavorare in maniera vicina alla nostra natura. Un ritorno alla leggerezza dell'operato, alla leggerezza umana, un ritorno a camminare di nuovo nel cielo. La cosa che mi sento di raccontare qui tra di noi così è che questa mattina questo è Joshua che ha deciso di partecipare e questa mattina pensavo volesse collaborare con noi, in realtà si è messo e ha fatto il suo progetto, ok? Che adesso ci racconta. E che adesso ci racconterà, ok? Sì. Grazie Joshua. Andiamo lì del tuo lavoro. Quindi questa opera l'ho chiamata doppia identità perché guardando dalla luce si vede la tua faccia riflessa 2 volte. E l'ho chiamata doppia identità perché certe volte mi trovo davanti a dei bivi e al posto di andare da una parte o dall'altra scelgo di andare in mezzo e guardando allo stesso tempo sia a destra che a sinistra. E questo lavoro diciamo che è diviso in più stanze, come possono essere anche le stanze
dell'essere di noi, no? E si chiama erroneamente perché diciamo che lavora su diversi tipi di visione. Io sono una pittrice, un pittore, e quindi anche come si trasforma la luce o comunque il visibile e l'invisibile, e anche diciamo che tante volte la mente o la visione viene tradotta nel cervello e magari ci dà un messaggio della realtà, di un unico tipo di realtà che magari potrebbe essere non l'unica realtà, e quindi si chiama erroneamente. E niente, l'ho fatta insieme a Carlo Costantini, che è un mio grandissimo amico, e ci conosciamo da tanti anni, e lui scrive. Scrivo quello che mi passa per la testa in quel momento, senza cancellare niente, senza esattamente quello che mi sputa fuori il cervello. Ok. E poi Mattia Cuttini, che è un mio caro amico artista. E l'opera invita a esplorare tutte le stanze, avere diversi tipi di visioni attraverso cannocchiali, lenti, eccetera, eccetera. E magari ci sono visioni visibili e visioni bloccate. Vedete voi cosa vedete, ognuno ha la sua mente. Grazie. Noi siamo il duo Bosforo Rossetto e oggi siamo qui con Lorenzo, nostro caro amico e collaboratore, aiutante. E l'opera che abbiamo, o meglio, l'insieme di installazioni che abbiamo creato quest'oggi si intitolano Al di sopra. Al di sopra perché diciamo che i nostri lavori sono sempre frutto di una progettazione che facciamo prima di iniziare a lavorare proprio in modo fisico con gli oggetti. Io e Giovanni abbiamo questa ricerca artistica che portiamo avanti da qualche anno, che vede appunto l'integrazione di spazi, suono, luci, specchi, vetri, elementi naturali come acqua, e quindi diciamo che soprattutto lo spazio per noi è fondamentale. Quando siamo arrivati qui oggi, ovviamente alle 9 di mattina, quindi col sole, il dubbio che ci è sorto è stato quello appunto di dove poter operare, perché appunto diciamo che proprio la poetica delle nostre opere si sviluppa al buio e abbiamo bisogno del buio appunto per abitare gli spazi. Però questa è anche la nostra sfida più grande, no? Quella che portiamo avanti, ovvero noi cerchiamo sempre di essere ospiti degli spazi e quindi di entrare quasi in punta di piedi negli spazi che ci vengono assegnati e di abitarli con le nostre installazioni, portando appunto la luce in questi spazi e puntando la luce su determinate cose, determinati oggetti. Abbiamo trovato degli oggetti che fanno parte appunto del vissuto di queste abitazioni. Abbiamo deciso di prenderli, illuminarli, quindi nel momento in cui noi illuminiamo, portiamo la luce e quindi portiamo l'attenzione in questi oggetti, e di rialzarli così che questi oggetti, che poi vedrete che sono delle ampolle, diciamo delle damigiane però spogliate da tutto il contorno, no? Quindi non hanno più i manici, non hanno più la plastica o il legno che servono per sollevarle, sono state illuminate, sono state riempite con l'acqua, e in questo modo noi diciamo portiamo l'attenzione e diamo la possibilità di vedere questi oggetti in disuso, perché li abbiamo trovati proprio qui dentro abbandonati, e possiamo analizzarli a 360 gradi. Solo chi vince. Si dice solo il vincitore. Dunque, questo premio, che gli altri premi nazionali da Campiello in su non ci azzeccano, questo premio quest'anno va a uno dei 4 gruppi, no, di artisti e creativi che hanno lavorato tutto il giorno, che ringrazio a nome personale, a nome dell'Associazione Culturale Colonos, ricordando che questo è un evento molto originale, uno dei più originali che sono a livello regionale. E dunque la giuria popolare da voi rappresentata
ha deciso di assegnare il primo premio, che è questa sorpresa Consegnata dal vincitore uscente. che ha portato che il vincitore uscente, che ce l'ha riportata Certo, dopo averla ben invecchiata estremamente stagionata. e che noi daremo in prestito adesso al vincitore, che ce la riporterà fra 2 o 3 anni. Bene, bene. E garantiremo una sorpresa molto buona. Ma no, subito ce la mangeremo in compagnia, beveremo un bicchiere, insomma. Bene, allora il numero, vado a memoria, spero di non sbagliare, ma sono 4 lavori. Vince il numero 2. È un duo. Grazie a tutti. Grazie. Ok.